18ª edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana intitolato A Buttitta, una manifestazione che cresce nella tradizione e che si rinnova. Sì, una manifestazione sempre ogni anno più bella, più aspettata e più voluta un po' da tutti, diciamo, perché coinvolge tutte le realtà della nostra provincia, dalle istituzioni alle scuole, diciamo al popolo di Favara. Sono 18 edizioni che ci hanno dato tantissima soddisfazione, tanti obiettivi sono stati realizzati, ma ancora c'è tanta strada da fare, speriamo di continuare. Molte le realtà che sono coinvolte, non soltanto la letteratura, anche la pittura, la scultura e poi naturalmente quel grande appuntamento che è l'enogastronomia del nostro territorio. Sì, l'enogastronomia perché praticamente noi vogliamo che la sicilianità venga affrontata da tutte le sfaccettature e penso che la gastronomia è una delle cose basilari della nostra Sicilia. Quest'anno noi avremo di nuovo il gemellaggio con una realtà diversa, il comune di Giangiana, e presenteremo il libro di Cannatella che parla delle lettere che proprio Alessio Di Giovanni ha scritto alla moglie. Quest'anno avremo anche un altro convegno importante perché noi sempre diciamo che il premio Buttitta è rivolto ai giovani perché vogliamo dire a loro siate orgogliosi della vostra sicilianità e in questo momento i giovani sono un po' diciamo danneggiati un po' da quella che è anche l'informazione o la cattiva informazione, il troppo uso che se ne fa del web e di tutte queste praticamente social e quindi facciamo un convegno che è etica e web, proprio rivolto a tutte le scuole di Favara. E poi un grande appuntamento che ritorna, il secondo anno, quello dedicato alla musica siciliana. Sì, questo è una cosa bellissima perché è stata forse l'asso vincente proprio del Centro Guttuso e del premio Buttitta, perché i ragazzi cantano con la loro semplicità, con l'amore per la musica ed è qualcosa di bello, anche partecipano tantissime scuole, il festival è curato dall'abilissimo professore Tesè, quindi praticamente è una cosa bella e interessante che vale la pena vedere. Ho detto che ci sono tanti momenti e tante cose da ascoltare e da vedere e si concluderà giorno 8 con il premio e il premio letterario e anche i premi speciali. E io invito tutti a venire al Castello di Chiaramonte, naturalmente alle 16:30 nei giorni come da programma. E dico, noi desideriamo che la gente venga, però sono sicura che è una cosa bella per noi, ma sarà una cosa bella pure per loro.